Continuano le iniziative in memoria del Beato Livatino, oggi la scopertura del busto in Piazza Gallo, ieri quella del quadro a San Giuseppe. Termina questa sera il Festival della Legalità, collegamenti a Canicattì. Consuntivo della settimana da parte del commissario dell'ASP Zappia in provincia. Bilancio della stagione estiva da parte del comandante Fabio Serafino. Presentati i vini della cantina CVA a Casa Barbadoro, tra questi quello dedicato al Nobel Luigi Pirandello, 1934. Le giornate europee all'Archivio di Stato, presentato ieri il libro Bastarde di Francia, successo dello spettacolo teatrale di Barbara Capucci alla Valle, denominato Cassandra. Bentornati con il solito appuntamento di TVA Notizie, svelata ieri sera presso il santuario di San Giuseppe l'immagine del Beato Rosario Livatino. L'evento è stato presieduto da Don Giuseppe Livatino, postulatore del processo di beatificazione del giudice, Don Enzo Sazio, parroco della chiesa di San Giuseppe, Don Gero Manganello, custode della reliquia del Beato Livatino. Oggi la messa del vescovo, cui ha preso parte anche l'amministrazione comunale e i suoi consiglieri, quindi lo svelamento del busto di Livatino posto sotto l'ex tribunale in Piazza Gallo, luogo dove il magistrato operava quotidianamente il servizio. Svelata ieri sera presso il santuario della chiesa di San Giuseppe l'immagine del Beato Rosario Livatino. L'evento è stato presieduto da Don Giuseppe Livatino, postulatore del processo di beatificazione del giudice Rosario Livatino, Don Enzo Sazio, parroco della chiesa di San Giuseppe, da Don Gero Manganello, custode della reliquia del Beato Livatino, e Don Lillo Terrasi. Ricordiamo che la chiesa di San Giuseppe era il luogo dove ogni mattina il giudice Beato Livatino si fermava a pregare prima di recarsi a lavorare. Stamani la messa del vescovo, cui ha preso parte i consiglieri comunali e l'amministrazione attiva del comune di Agrigento, a seguire lo svelamento del busto di Livatino posto sotto l'ex tribunale di Piazza Gallo, luogo dove il magistrato operava quotidianamente. Io poco fa ho detto nel mio discorso che 31 anni fa è stato trucidato barbaramente dalla mafia il giudice Livatino. Qualcuno potrebbe dire 31 anni fa non è passato, no, 31 anni fa è il futuro. Da lì è partita veramente la cultura della giustizia e della legalità, e quindi la città di Agrigento ha voluto, in memoria proprio del sacrificio del giudice Livatino, far realizzare questo busto, questo mezzo busto, questo monumento, che poi tutto sommato è un simbolo, la gente deve vedere, deve sapere quello che è successo e deve rendere omaggio ogni giorno a questo beato. È una giornata importante, questo spazio appunto è stato denominato Largo Beato Rosario Angelo Livatino Magistrato, ed è un luogo fortemente simbolico perché si trova proprio sotto la finestra di quello che fu l'ufficio del giudice Livatino, che resterà sempre il suo ufficio, oggi museo. È un luogo simbolico, è il luogo dove il giudice esercitava la sua professione in maniera così irreprensibile. Una persona che ha lottato contro il cancro della mafia per liberare il nostro territorio. Il busto dà il viso a quella che è la chiesa di San Giuseppe, proprio dove il giudice si recava ogni giorno. Sono uomini che non moriranno mai, e sono uomini appunto come il giudice Livatino. Il suo esempio rimarrà nelle nostre coscienze. Io credo che la scelta di questo luogo sia veramente molto simbolica. L'ex tribunale, la sostanza e qui il busto. Ringrazio l'amministrazione, il sindaco e soprattutto la commissione toponomastica che ha permesso la realizzazione di questo largo. Allora, io mi sento orgoglioso soprattutto di essere stato scelto tra gli allievi dell'Accademia per realizzare quest'opera nella città di Agrigento. Naturalmente è stato emozionante perché quest'opera, oltre a permettermi di sperimentare la modellazione nel quale mi cimento, mi ha dato la possibilità di fare un'esperienza didattica nuova. La fusione a cera persa, appunto voglio puntualizzare che questo busto è un busto in bronzo realizzato con l'antica tecnica della cera persa, ed ecco appunto
diciamo, ho intrapreso questo impegno sotto le parole del giudice, sub tutela Dei, appunto, con queste parole ho portato avanti questo impegno sicuro di omaggiare una figura che per Canicattì, per tutta la Sicilia, è stato un motivo di vanto e soprattutto un modello che una guida alla correttezza delle azioni, che nella vita quotidiana sono la silenziosa lotta contro la mafia. E sulle iniziative dedicate sempre al magistrato livatino è stato commemorato oggi presso il quartiere di Fontanelle. L'assessore Marco Bullo oggi a Fontanelle per celebrare il ricordo di Livatino anche nei quartieri. È un momento importante, ritorniamo a Fontanelle in questo momento di ricordo in memoria del giudice e l'attenzione, quella dei quartieri all'interno di che cosa? Di un contesto sociale particolare, quello del quartiere di Fontanelle, dove abbiamo realizzato insieme alla sinergia con il comitato di quartiere Fontanelle e con tutte quelle parti sociali e istituzionali del territorio il rinnovo quasi, no? Il restyling di questa piazza che diventa simbolo della legalità, della giustizia, del giusto, del dovere, e quindi oggi anche qui portiamo una corona di fiori per ricordare il ricordo del giudice. Ecco, un importante momento, una cerimonia molto soft, delicata, però credo giusta e che questa amministrazione non poteva assolutamente non fare. Quindi andiamo avanti e cerchiamo sempre di attenzionare fortemente i quartieri attraverso il messaggio della legalità e della giustizia. E il Rotaract Club di Agrigento ha reso omaggio alla memoria del giudice Rosario Livatino presso la Stele, situata a Favara. In Contrada Casena, nel pomeriggio, il Rotaract Club di Agrigento, insieme a quello di Gela e a Costa Gaia del Palermitano, hanno fatto dono alla città di 2 alberi di ulivo e di una targa celebrativa. La donazione degli alberi si è svolta alla presenza del sindaco di Agrigento Miccichè, dove è stata ribadita la volontà dei club di agire attivamente sul tema della lotta alla legalità. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del club di Agrigento Davide Ricci, il segretario Domenico Marchica e il presidente del Rotaract Club di Gela Roberta Rizzo. E questa sera si concluderà il Festival della Legalità Collegamenti, svoltosi in questi giorni a Canicattì, quindi l'incontro finale dedicato al tema: che fine ha fatto la magistratura. Ospite il pubblico ministero Gaetano Paci, che come livatino è originario di Canicattì. A seguire uno spettacolo di danza e il concerto musicale di Rita Botto al Centro Culturale San Domenico. Intanto seguiamo le interviste relative agli interpreti degli spettacoli di ieri, l'ultima estate. Della nostra febbre d'amore o della calma fredda del non amore. Questo progetto è nato da una collaborazione ormai da tanti anni con Nenni Bruschetta. Ci siamo conosciuti per caso a teatro, lui era il regista di uno spettacolo teatrale, io ero il direttore d'orchestra e lessi il copione del poeta Antonio Caldarella, me ne innamorai e pur non conoscendo Nenni, diciamo così, in maniera sfacciata gli chiesi di aiutarmi a fare un disco in cui lui avrebbe poi cantato. Ma lui, essendo attore, ovviamente lì per lì mi disse di no. Invece poi negli anni abbiamo continuato a collaborare insieme e finalmente si decise a accettare questa mia proposta e abbiamo fatto questo disco. Io ho scritto tutte le composizioni e Ninni si è prestato a recitare i testi e a cantare i testi di Antonio Caldarella. È una bellissima esperienza, stiamo girando per tutta l'Italia e siamo molto soddisfatti, c'è un'ottima risposta da parte del pubblico, ottime recensioni e quindi siamo molto contenti. E è un cantante nato comunque. Sì, è finito proprio in questo istante.
quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno spettacolo su Falcone e Borsellino, l'ultima estate di Claudio Fava, regia di Chiara Gallegari. Io ho gli occhi rossi, ma non perché sono stanco, perché sono distrutto, ma soprattutto perché sono emozionatissimo. Cioè, ho fatto una figura veramente barbina davanti a tutti, ho cominciato a piangere come un bambino di 5 anni, però questa è. Però mi sono trattenuto, ma ho avuto lo stesso effetto anche io, la stessa emozione. Sono felice, finalmente abbiamo portato in scena questo spettacolo che lo sentiamo come attori e, come ho detto in precedenza, come siciliani. Chicca, è la prima volta che Falcone e Borsellino vengono fatti da 2 siciliani. Da 2 siciliani, sì, soprattutto in teatro. Quindi 2 siciliani che fanno 2 grandi siciliani e con molto rispetto e anche con orgoglio vestiamo questi anche panni. Anche un pizzico di pazzia. Anche, certo. E l'affetto dei siciliani l'avete sentito questa sera? Sì, tantissimo. C'è stato una standing ovation che non ci aspettavamo, no, dire. Assolutamente no. È stato bellissimo, bellissimo, anche perché questo progetto prende il volo con i migliori auspici, perché gireremo l'Europa con questo progetto, saremo già a maggio a Parigi, Bruxelles, Strasburgo e stiamo lavorando per Stoccolma, Londra, Berlino, anche Malta ci ha confermato, quindi siamo veramente orgogliosi di portare in giro queste 2 figure. Che dire? Liberamente interpretate. Ovviamente liberamente interpretate, e che dire di più? Grazie al pubblico, grazie al Festival Collegamenti nel 2021 qui nella città di Canicattì, e veniteci a vedere nei nostri giri. Ultimo giorno domani, fantastico, vi aspettiamo domani. Ciao. Consuntivo settimanale da parte dell'ASP di Agrigento del commissario Zappia sulle emergenze Covid nella nostra provincia. Penultimo appuntamento di settembre sulla condizione della pandemia nella nostra provincia. Vado velocemente con quelle slide o comunque con quelle immagini che poi conoscete. Il nostro pachiterma è sceso al di sotto dei 600 positivi nella nostra provincia. Il trend in discesa si continua a confermare, quindi sembra veramente che la fase dell'uscita dalla pandemia, che poi diventa endemia, ne parleremo alla fine per distinguere un po' le definizioni, forse ci stiamo avvicinando alla fase endemica, che è sicuramente un'ottima notizia. Anche per quanto riguarda il fronte delle occupazioni posti letto non destano più scalpore, perché a Ribera abbiamo un solo paziente in medicina, 2 pazienti in rianimazione, nessun paziente in subintensiva, mentre ad Agrigento abbiamo ancora 20 pazienti in medicina. Ovviamente parliamo di medicina Covid, quindi anche i ricoveri si stanno man mano riducendo. Passiamo subito al discorso dei vaccini e vediamo che la condizione non raggiungeremo mai i 5.000, però ci stiamo avvicinando costantemente verso le 2.000 somministrazioni al giorno, quindi diciamo che così ci fa ben sperare per andare fuori dal pericolo di poter ritornare in zona arancione o rossa. A questo proposito volevo darvi un'altra buona notizia. La buona notizia è che tutti i nostri comuni, compreso Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata, hanno raggiunto e superato la quota del 60%, che era una quota rossa, al di sotto della quale siamo stati una provincia a rischio. Addirittura Licata ha avuto un balzo in avanti, arrivando come prime somministrazioni quasi al 70%. Poi abbiamo Ravanusa che al 67-80 come prime somministrazioni e Palma di Montechiaro al 66%. Vi ricordo che qualcuno partiva dal 50, tipo Ravanusa, e c'è stato un ottimo lavoro dei nostri collaboratori sanitari e amministrativi che assieme ai militari sono andati a fare presidi continuativi, ma anche le amministrazioni, l'associazione volontariato, le scuole, tutte le associazioni locali si sono spese per fare in modo che raggiungessimo questo risultato. Quindi la situazione in questo momento per la nostra provincia è abbastanza positiva, perché noi abbiamo la gran parte dei comuni che hanno superato l'80%. Vi ricordo che la soglia
di pericolo successiva, che verrà misurata a ottobre, è quella del 75%. In questo momento al di sotto del 75% noi abbiamo Palma, Ravanusa, con i numeri che vi dicevo, Licata, per pochissimo Cattolica Eraclea e nessun altro comune. Quindi con i direttori di distretto ci concentreremo da qua ai primi di ottobre per fare in modo che anche loro arrivino al 75%, che è la zona che ci mette a riguardo, che ci ripara da eventuali dichiarazioni di zone arancione, rosse e tutto questo. Capite che è importante non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico-sociale. Come percentuale provinciale, come prime dosi, la provincia ha l'80 e il 62%, confermiamo il primo posto a livello regionale, non è una classifica ovviamente, però è un motivo di orgoglio per tutti noi cittadini, e come immunizzazioni siamo al 75,38 come provincia. Ovviamente continueremo a lavorare con l'Hub a casa vostra, sono iniziate le vaccinazioni per le terze dosi per i fragili, e quindi già con i medici di famiglia e con le USCA e con tutti i colleghi dei distretti si sta lavorando per fare in modo di poter somministrare alle persone più fragili la terza dose. Abbiamo già un elenco, con quell'elenco si lavorerà e man mano si andrà avanti per la somministrazione della terza dose secondo indicazioni ministeriali. Ovviamente vi rendete conto che tutto questo ha avuto degli impatti sui ricoveri, perché non è un caso che i ricoveri ne abbiamo molto meno positivi, abbiamo molto più vaccinati, e quindi tutto questo si traduce in un impegno inferiore della nostra rete ospedaliera e quindi anche dei nostri sanitari, che possono così iniziare a respirare. Passiamo alla giudiziaria. Sono 50 gli arrestati effettuati nella provincia di Caltanissetta da parte dei carabinieri, l'operazione denominata Chimera, svelati anche il mistero di 2 casi di lupara bianca e il servizio. Maxi operazione antimafia nel Nisseno. I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 50 presunti affiliati al clan San Filippo di Mazzarino, riconducibile alla SIDA di Gela. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Caltanissetta su richiesta della DDA. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti, detenzioni di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito delle indagini gli inquirenti hanno anche fatto luce su 2 omicidi con il metodo della lupara bianca avvenuti nell'84 e nel 91. L'operazione denominata in codice Chimera scaturisce da un'indagine condotta tra il 2017 e il 2021 ai Carabinieri di Gela e è stata avviata sulla base di elementi forniti dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari. La retata è numericamente quella più consistente condotta dall'Arma dei Carabinieri nell'ultimo decennio in provincia di Caltanissetta, e ha consentito di disarticolare la famiglia mafiosa di Mazzarino. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire l'articolato quadro dei settori economici interessati dalle attività criminali del clan, dal traffico di sostanze stupefacenti alla percezione di contributi pubblici per l'agricoltura ottenuti attraverso false dichiarazioni. In tale contesto è emersa anche l'attività estortiva ai danni di numerosi imprenditori e commercianti di Mazzarino, costretti a corrispondere cospicue somme di denaro per il sostentamento dei detenuti e fornire gratuitamente beni e servizi ai membri del clan ed effettuare assunzioni fittizie ad affiliati. I carabinieri di Caltanissetta hanno anche fatto luce su 2 vecchi omicidi. Si tratta di Benedetto Bonaffini, 22 anni, e faceva l'operaio edile. Gli investigatori sospettavano appartenesse a un gruppo criminale mafioso della zona. Nell'84 sparì e di lui non si è saputo più nulla. E di Luigi Labella, 28 anni, come Bonaffini, originario del paese di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, era sospettato di appartenere a un altro gruppo mafioso rivale, per il quale custodiva le armi. Anche lui sparì nel nulla. Oggi, a distanza di decenni, questi 2 casi di lupara bianca hanno una spiegazione che riconduce i 2 omicidi alla terribile guerra tra SID e Cosa Nostra, che tra gli anni 80 e 90 lasciò una scia di decine di morti ammazzati tra le province di Caltanissetta e di Ragusa.
Un consuntivo delle attività della Guardia Costiera di Agrigento nella trascorsa estate lo abbiamo fatto con il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, Fabio Serafino. La stagione estiva è finita, siamo già al primo giorno di autunno, possiamo fare un consuntivo della vostra attività qui della Capitaneria della Guardia Costiera durante quest'estate? Beh, anche quest'anno è stata una stagione molto intensa, vissuta sul territorio con una presenza massima in funzione ovviamente delle risorse che si hanno sempre a disposizione, in funzione anche del fatto che operiamo su un territorio di giurisdizione di oltre 70 km di costa. È stata una presenza significativa, abbiamo conseguito risultati sicuramente lusinghieri. Fortunatamente non abbiamo avuto nessun evento fatale connesso con l'attività della balneazione e con la fruizione del mare. Abbiamo espletato un notevole numero di soccorsi, purtroppo abbiamo dovuto porre in essere anche un'attività di accertamento e di contrasto, quindi sono state espletate anche quest'anno attività che hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative, ma tutto sommato una stagione, devo dire, soddisfacente, più che soddisfacente. Ad Agrigento, in via Antonio Gramsci, di fronte al parcheggio del cimitero di Bonamorone, la CGIL ha donato 2 targhe che sono state collocate nella strada intitolata al politico antifascista. Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. L'iniziativa è promossa dalla segreteria provinciale di Agrigento del sindacato diretta da Alfonso Buscemi ed è compresa nell'ambito del programma cosiddetto Strade di Liberazione, già annunciato lo scorso 25 aprile. Le interviste. Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, oggi ad Agrigento dona 2 targhe lattoponomastica all'amministrazione comunale in ricordo di chi? È il ricordo di Antonio Gramsci, però per noi non è un esercizio retorico di ricordo rispetto ad Antonio Gramsci. Noi vogliamo attualizzare quello che Gramsci ci ha insegnato, innanzitutto un grande pensiero autonomistico, l'altra questione, lui era un grande meridionalista, lui credeva davvero che il paese poteva rilanciarsi a partire dal mezzogiorno e poi davvero Gramsci ha fatto la storia di questo paese provando a lottare contro i fascismi e contro tutti i totalitarismi. È importante che da realtà come Agrigento venga ricordato Antonio Gramsci, la sua storia, la sua figura, i suoi valori, e io credo che siano valori che attualizzandoli oggi ci dicono 3 cose. Dobbiamo continuare a lottare per la libertà, per l'emancipazione dei soggetti più deboli e dobbiamo riscattare il mezzogiorno e in funzione di questo noi oggi siamo qua. Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGIL, in occasione del 25 aprile era emersa questa richiesta, questa proposta che oggi si concretizza. Sì, come è solito fare la CGIL mantiene l'impegno rispetto alle proprie dichiarazioni. Abbiamo voluto dare un segnale, questo simbolo, per affermare ancora di più oggi che bisogna avere la mente sempre proiettata verso il futuro, però facendo tesoro delle cose del passato. Antonio Gramsci è stato un uomo ucciso dal fascismo, ha dato la sua vita per lottare contro il fascismo e quindi noi questo bene prezioso di tanti uomini, dei tanti Antonio Gramsci che ci hanno consentito oggi di vivere la libertà, dobbiamo ricordarcene e consegnarlo alle nuove generazioni, perché la democrazia è un bene prezioso che va conquistato ogni giorno. Questa è una via di liberazione? Questa è una delle tante vie di liberazione, esatto. Sì, è stato un'idea, un'iniziativa che Alfonso Buscemi mi aveva esternato il 25 aprile di quest'anno, quindi una ricorrenza importantissima per la nostra nazione e devo dire la verità che ho sposato in pieno questa iniziativa, mi sono sentito lusingato proprio dell'invito fattomi e quindi oggi stamattina sono stato presente per la scopertura della targa. E Reggio Calabria è stata cornice della prima convention nazionale di Azzurro Donna, il braccio rosa di Forza Italia. Alla manifestazione politica hanno partecipato una folta rappresentanza di azzurre siciliane, guidate dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, l'agrigentina Maria Antonietta Testone. Numerosi sono stati gli interventi delle deputate regionali e nazionali presenti all'Assemblea, che si sono soffermate soprattutto sull'importanza del ruolo delle donne nel mondo della politica e del lavoro. Per l'occasione a Reggio Calabria, insieme alla
Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna Katia Polidori si sono giunte l'onorevole Stefania Prestigiacomo, la ministra Gelmini, la senatrice Bernini, collegata in videoconferenza la ministra Carfagna e l'onorevole Giusy Versace. Forza Italia, con un movimento Azzurro Donna, si distingue ancora una volta per la politica del fare. Queste le conclusioni tratte da parte della coordinatrice regionale, l'agrigentina Maria Antonetta Tessone. E a Casa Barbadoro, nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, si è svolta una degustazione, una presentazione dei vini della cantina CVA di Canicattì. L'iniziativa, fatta in collaborazione con il Parco della Valle, tra le novità ha presentato anche il nuovo vino denominato 1934, dedicato allo scrittore Luigi Pirandello. Si tratta di un Grillo Chardonnay. Il nome prende spunto dall'anno in cui il premio Nobel agrigentino fu assegnato a Luigi Pirandello in Svezia, il nostro servizio. A Casa Barbadoro, nella splendida Valle dei Templi di Agrigento, presentati ieri sera e degustati i nuovi vini della cantina CVA di Canicattì. L'evento, effettuato in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento, alla presenza di qualificate personalità, e al direttore del parco Roberto Sciarratta. Tra le novità anche il nuovo vino denominato 1934, dedicato al famoso scrittore agrigentino Luigi Pirandello, che è un Grillo Chardonnay. Il nome prende spunto appunto dall'anno in cui il Nobel agrigentino le fu assegnato il premio Nobel in Svezia. Siamo felici di questa manifestazione che tra l'altro si svolge qui all'interno della valle e in questo posto, Casa Barbadoro, che è deputato alla narrazione di questa storia che è lunga 2600 anni. Con CVA è un sodalizio che è iniziato più di 10 anni fa e assieme in una collaborazione tra pubblico-privato abbiamo messo questo progetto, parte del progetto Diodorus, per la produzione di un vino di qualità attraverso la coltivazione in maniera ovviamente biologica e naturale di alcuni vigneti che abbiamo ripreso qui nella Valle dei Templi, e quindi ne siamo ben felici oggi di poter portare a conoscenza non solo dei Diodorus ma dei progetti e delle produzioni di tutta la cantina. Un brand positivo che sicuramente andrà ad aumentare anche con altre produzioni enogastronomiche. Sì, noi abbiamo quest'anno proprio completato il ciclo di produzione e ai prodotti che già erano conosciuti come vino, olio, miele, abbiamo ora crema di mandorle, crema di pistacchi, pesto, abbiamo confetture, abbiamo marmellate, abbiamo succhi e abbiamo anche lo zafferano, abbiamo rifatto tutte le etichette e abbiamo pure produzione di miele in siti al di fuori della Valle dei Templi, e proprio in questo giorno è nato il miele Adranon che viene realizzato e prodotto a Monte Adranone a Sambuca di Sicilia, quindi è un progetto che esporteremo in tutte le aree ove è possibile condurre in sistema biologico di agricoltura all'interno della provincia e nei territori che amministriamo. L'estate è finita, è andata benissimo, la Valle dei Templi ha avuto un ottimo incremento di turisti, ma siamo già al secondo giorno di autunno. Quali prospettive e quali programmi, se ci può anticipare, direttore? Ma l'estate spero che ancora continui, se non da un punto di vista proprio di denominazione, ma le temperature sono ottime e i visitatori sono tanti ancora oggi. Ieri abbiamo avuto 3.500 visitatori, si cominciano a vedere i pullman, cosa che non ci aspettavamo, ma questo ci riempie di gioia. Anche le attività culturali non sono terminate e avranno ancora alcuni spettacoli che faremo sino alla prima decade di ottobre. Questo ci riempie di gioia, è stato un agosto con oltre 150.000 visitatori che non immaginavamo. Lo scorso anno 127.000 ed eravamo contenti, e ne siamo ancora più adesso per questo numero di visitatori. Abbiamo 6 vini, l'ultimo dei 6 sarà il Diodorus che il CVA Canicattì produce insieme con il Parco della Valle dei Templi, da una vigna che è dentro il parco. Gli altri vini che assaggeremo sono tutti dell'azienda CVA Canicattì e sentiremo un catarratto,
varietà tipica, caratteristica della Sicilia occidentale, un grillo chardonnay e un frappato, quindi un ventaglio di vitigni soprattutto nostri, territoriali, e un blend con un internazionale molto particolare. Da poco è finita la vendemmia, ecco, che anticipazione ci dà sul vino 2021? Che vino sarà? Quali caratteristiche organolettiche avrà? Annata calda, annata di uve sane, integre, di grande succosità, di grande prontezza, degli ottimi vini. Questa per intanto è una serata, è una festa per Civuà, a cui abbiamo voluto invitare amici giornalisti, sommelier, ristoratori, perché la ripartenza è importante per noi, perché è un evento che volevamo organizzare alcuni mesi fa a Palermo, poi non è stato possibile organizzare e abbiamo deciso di farlo qua ad Agrigento, a casa nostra, perché abbiamo le location, abbiamo le personalità, abbiamo tutto perché sia una vetrina importante per le eccellenze, quindi sarà una degustazione guidata ma leggera, nel senso che ci sarà una narrazione del territorio, della storia della cooperativa e dei vini che sono importanti. Noi nonostante la pandemia non ci siamo fermati come attività, come produzione di prodotti, quindi i prodotti che dovevamo presentare l'anno scorso li stiamo presentando quest'anno sostanzialmente. Questa sera, oltre al Diodoros, che è d'obbligo presentarlo perché siamo nella terra del Diodoros, presenteremo un paio di novità. Uno è il 1934, che è il vino dedicato a Luigi Pirandello, e quindi perché siamo in questo contesto. Poi abbiamo il 1934 è la data dell'assegnazione del Nobel a Luigi Pirandello, quindi noi non a caso abbiamo messo questo nome. L'Archivio di Stato di Agrigento, diretta da Rossana Florio, apre le porte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Quest'anno un'iniziativa tutti inclusi che ha visto come ospiti componenti dell'Associazione Ente Nazionale Sordi, il servizio di Giovanna Neri. L'Archivio di Stato apre le porte ai visitatori in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Quest'anno un'iniziativa tutti inclusi. Perché? Quest'anno il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 è il patrimonio inclusivo. Questa per noi è un'occasione particolarmente significativa perché l'Archivio di Stato di Agrigento investe in accessibilità culturale già dal 2019. Il percorso proposto in questa occasione dal titolo Carte senza barriere sintetizza infatti alcune delle esperienze già poste in essere dal nostro istituto in tema di accessibilità culturale. È un percorso quindi che si fonda sulla valorizzazione della cartografia storica, che è stata diversamente declinata e resa inclusiva, quindi per consentire a tutte le persone di poter fruire di quanto esposto, quindi con delle forme di fruizione ampliata che prevedono in parte la videoproiezione di elaborati multimediali che sono stati realizzati negli scorsi mesi dagli studenti che hanno svolto i tirocini formativi presso il nostro istituto, in parte con l'esposizione in originale, quindi della cartografia storica che fa parte del nostro patrimonio archivistico, e in parte quindi con un percorso supportato da sussidi tiflodidattici e quindi trascrizioni in braille e piante in rilievo destinate quindi alle persone ipovedenti e non vedenti. I contenuti sono stati tra di loro quindi integrati per consentire comunque a tutti di poter vivere un'unica esperienza appunto in chiave inclusiva e far sì che il patrimonio quindi possa essere vissuto quindi dalla collettività come un elemento, quindi parte integrante quindi della propria vita, della propria formazione, della propria personale crescita culturale. Siamo particolarmente lieti in questa occasione di poter tra l'altro ricevere nuovamente il pubblico quindi in presenza, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza quindi vigenti, e proseguiremo ovviamente quindi nelle nostre attività e con altri argomenti quindi per continuare a restituire al pubblico quindi la ricchezza del nostro patrimonio archivistico.
In cantiere ci sono altre iniziative anche dedicate al mondo della scuola? Sì, la prossima iniziativa sta per arrivare ed è la Domenica di Carta del 10 ottobre, in occasione della quale, insieme quindi alla mostra documentaria che è in allestimento, ci sarà anche la riapertura dei depositi archivistici per far conoscere al pubblico quelle che sono anche le strutture della conservazione del nostro archivio e vivere nuovamente un'esperienza condivisa e estesa a tutti. Passiamo ora la linea alla regia per i consigli sugli acquisti. È presentato ieri al Collegio dei Filippini il libro scritto a due mani da Alessandra Giovanile e Virna Maietta, al microfono di Giovanna Neri. È un libro scritto a quattro mani, da cosa nasce l'idea e cosa racconta? Allora, ci siamo conosciute nel web proprio scrivendo, ognuno la sua storia, ambientata nello stesso momento storico che è il 1630 di Francia. Per essere più chiare, è l'epoca dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, quindi è un libro che tratta di... racconta la storia di quell'epoca con il Richelieu, il cardinale Richelieu, il re Luigi XIII e anche due personaggi principali che sono quelli che ci hanno, diciamo, unito noi due. Le bastarde di Francia, la figlia del cardinale, un titolo abbastanza forte, perché? Dico io. Perché l'abbiamo scelto in assonanza con le figlie di Francia, che erano considerate le donne di discendenza reale, e abbiamo pensato che anche quelle di discendenza reale, e studiando naturalmente anche la vita delle nobili, erano comunque trattate come figlie di seconda classe della società, per cui figlie bastarde. Da lì è venuto il titolo. Tu sei legata ad Agrigento, qual è il motivo? Sì, allora sì, io sono sposata con un ragazzo che ha origini agrigentine, noi ci siamo appunto conosciute e abbiamo iniziato a scrivere a distanza, tra l'altro viaggiando moltissimo, è Virna più la viaggiatrice, io sono più stanziale, e adesso stiamo portando il libro a spasso per l'Italia per farci conoscere, per farlo conoscere, per far conoscere la storia delle nostre bastarde di Francia. Perché vale la pena leggere il libro? Perché ci sono due donne protagoniste, finalmente la storia ambientata nell'epoca dei Tre Moschettieri ha due protagoniste femminili, quindi c'è l'occhio femminile che racconta un'epoca che è sempre stata raccontata da occhi maschili. 33 anni fa l'uccisione del giornalista Mauro Rostagno, che verrà ricordato domani con un evento. Ci sono traffici di stupefacenti cui voi non arriverete mai. Trapani, gennaio 1988, l'ispettore della mobile Antonino Cicero incontra Pietro Ingoglia, fonte vicina alle cosche di Partanna nel Trapanese. Il poliziotto ha svolto indagini delicate anche a Palermo ed è stato trasferito per ragioni di sicurezza dopo gli assassini dei commissari Beppe Montana e Nini Cassarà. Lui stesso, mesi prima, è sfuggito a un agguato sotto casa. Da Ingoglia vuole sapere se sulla sua testa pende ancora la spada delle vendette mafiose. L'uomo però lo rassicura e sanno altro a cui pensare. A Palermo è imminente l'ennesima guerra di mafia e le famiglie stanno cercando di rifornirsi di armi. Poi a sorpresa Ingoglia aggiunge: c'è tanto in giro, c'è questo discorso. Incuriosito Cicero lo incalza. Quale discorso? L'uomo, che sarà ucciso pochi mesi dopo, risponde: andreste mai a trovare la droga che arriva dentro le casse delle bombe che arrivano da fuori? Il poliziotto sgrana gli occhi. Su Pietro, casse delle bombe. Risposta è: arrivano casse delle bombe in aerei all'aeroporto militare. Si tratta di Birgi, non è chiaro. Cicero, che poi racconterà la vicenda durante il processo per l'omicidio Rostagno, si rende immediatamente conto della gravità della questione. Non dice nulla in questura e si fionda a Roma per riferire direttamente a tre alti funzionari del Ministero dell'Interno, oggi rintracciato da Avvenire.
dal quale attingiamo per questo pezzo. L'ispettore conferma tutto, perché se un uomo racconta la verità le sue parole non cambiano, anche fosse un secolo dopo. Permette che Ingoglia era una fonte riservata. Da Roma poi chiesero lumi sulla squadra mobile di Trapani, un cortocircuito però istituzionale che stroncò sul nascere la stessa inchiesta. Non eravamo certo noi a poter indagare su una storia simile, ha ammesso Cicero. Persino i giudici di Trapani si stupirono dell'assenza di un'indagine su una notizia criminis così clamorosa. E così tra le nebbie di Trapani si inoltrò anche Mauro Rostagno, il giornalista che avrebbe ripreso un aereo militare mentre caricava armi proprio a Chinisia. Prima di essere ucciso stava studiando a fondo anche l'economia della droga. Sono gli anni in cui la mafia siciliana domina il mercato globale dell'eroina, un business enorme che genera capitali immensi da riciclare nei circuiti legali, con la connivenza di insospettabili imprenditori, colletti bianchi e persino pezzi grossi dello Stato. Un'industria che non può incepparsi perché conviene a tutti, anche a chi in teoria sta dalla parte giusta. Tra il 1987 e il 1989 lo scenario siciliano è intricato, dietro le quinte si muovono mafiosi, massoni e 007. A Trapani si annida il centro Scorpione, una base Gladio che sarebbe del tutto inutile in caso di invasione da est. Lo dirige Vincenzo Licausi, superagente del Sismi, poi ucciso in Somalia nel 93 in circostanze ancora poco chiare. I PM esclusero i legami tra Scorpione e Cosa Nostra, ma dissero che l'attività del centro restava una mistero. La testimonianza di Cicero trova eco in almeno 3 altre voci. Durante il processo Rostagno spuntano anche le parole shock di Francesco Elmo, freelance dei servizi segreti. L'uomo racconta di un sistema che consisteva nel simulare un guasto che consentisse un atterraggio non previsto di un aereo militare in una pista vicino alla base di Sigonella. Un espediente sicuro perché collaudato anche in una pista vicino a Birgi. Il boss Vincenzo Virga è stato condannato come mandante sia dell'agguato in cui morirono una mamma e i suoi gemellini che dell'omicidio di Rostagno. Ma forse non fu solo la mafia ad armare la mano dei killer, né a Pizzolungo né a Valderice. Mauro Rostagno, il giornalista che indagava sui legami tra mafia, servizi segreti e massoneria. I traffici di droghe e armi nascondono risvolti inquietanti, a volte con la complicità imbarazzante che tocca anche ambienti istituzionali. Lo aveva intuito bene Mauro Rostagno, sociologo e giornalista scomodo, assassinato il 26 settembre 1988 a Valderice. Essendo coinvolti in questo tipo di commercio clandestino anche taluni appartenenti dello Stato, esponenti dei servizi, in un simile quadro germinano accordi collusivi e scambi reciproci di favori altrettanto indicibili, scrissero ai giudici di Trapani nella sentenza di primo grado del processo che ha condannato come mandante dell'omicidio proprio Vincenzo Virga, capo mafia locale nonché braccio destro del superboss latitante Matteo Messina Denaro. Il delitto che maturò in un contesto di rebesciascio assai intricato. Le presunte relazioni pericolose tra Cosa Nostra, massoneria e servizi segreti presenta ancora molti lati oscuri, basta incrociare vecchi documenti desecretati e nuove testimonianze per rendersi conto che resta ancora molto da capire, ma soprattutto da fare. Barbara Capucci recita alla Valle dei Templi, ottimo il riscontro ottenuto dal pubblico con la sua opera Cassandra Ilio in fiamme. Cassandra alla Valle dei Templi, una produzione dell'Associazione Culturale Kairos, quali sono state le sue emozioni? Sono emozionatissima, non mi aspettavo veramente tutto questo pubblico, c'era il teatro pieno, è andato tutto benissimo, la serata, una serata fantastica, anche come temperatura, siamo al 24 di settembre ma sembra luglio, agosto, quindi volevo ringraziare anche la compagnia degli attori che sono Marcella Favilla, Selene Gandini, Alfonso Veneroso, Simone Ciampi, Elvio Lapira e lo stesso Daniele Salvo che ha anche curato la regia di questa mise en espace. Sono veramente soddisfatta come primo lavoro, come prima produzione della mia nuovissima associazione culturale Kairos, quindi spero che sia un battesimo per altre iniziative, altri spettacoli di questo livello, di questo successo. Grazie. Oggi tra gli spettatori delle persone speciali lei è stata veramente
geniale nel donare dei biglietti alla Caritas. Sì, sono veramente felice di questa iniziativa perché hanno aderito, io ho voluto donare 40 biglietti omaggio alle persone più svantaggiate, quindi insomma all'associazione Caritas di Valerio Landri, e sono venuti tutti, quindi hanno partecipato veramente in massa, sono venuti, hanno accolto l'iniziativa con grande entusiasmo e quindi sono felice insomma di questo risultato. Uomini di questa città, notabili, voglio esprimere davanti a voi senza arrossire tutto il mio amore. Il tempo reprime in cuore ogni timidezza. Sono sincera, l'angoscia mi ha vinta per tutti gli anni in cui quest'uomo fu lontano. Per una donna restare a casa senza il suo sposo sola è già un dolore che può rendere folle. Quanto a me, mi si è disseccata la fonte del pianto. Non ho più una lacrima. Infinite veglie mi hanno bruciato gli occhi a piangere per te, ad aspettare invano il messaggio del fuoco. Ora, mio amore, entra in casa. No, senti, svegli, stendete i tappeti, preparate un sentiero di porpora. E passiamo allo sport con una panoramica sportiva dei principali avvenimenti fatta dal collega Carmelo Lentini. Intanto domani l'Akragas incontrerà all'Esseneto il Marineo. Saranno 2 le giornate di squalifica inflitte al calciatore Stefano Majorano, che ha partecipato alla sfida di campionato contro la Nissa, pur dovendo scontare una giornata di stop, in seguito ad una serie di ammonizioni accumulate nella parte finale della scorsa stagione in forza al Paternò. Ma non è finita, perché oltre alla partita persa al tavolino con la Nissa si rischia anche di perdere quella precedente disputata la prima giornata con l'Unitas Sciacca. Infatti il giudice sportivo ha deciso di rimettere gli atti alla procura della PGC per quanto di competenza in relazione all'impiego del calciatore nella gara Akragas Unitas Sciacca del 12/9 del 2021. Intanto domenica prossima arriva l'Esseneto il Marineo, squadra composta da calciatori smaliziati che gioca senza troppi assilli. La gara dell'Esseneto, ore 15:30, è stata affidata all'arbitro Gaetano Bonasera di Enna, il quale verrà assistito da Roberto Cusimano e Manfredi Canale, entrambi della sezione di Palermo. Per quanto riguarda le altre agrigentine del girone, al Gurrera lo Sciacca ospita il Pro Favara. Il Casteltermine gioca a Misilmeri contro il Don Carlo, mentre il Canicattì se la vedrà al Saraceno contro il Monreale. Nel campionato di promozione il Raffadale gioca in anticipo questo sabato sul campo del Città di Carini, mentre il Camarat se la vedrà tra le mura amiche contro il Ganci. Riparte anche il torneo di prima categoria, dove figurano 4 agrigentine, vale a dire Atletico Favara, Empedoclina, Ravanusa e Gemini. L'unica a debuttare in casa è l'Atletico Favara, mentre le altre 3 sfideranno fuori casa Don Bosco Muzzomeli, l'Empedoclina, il Real Termine Bellaville, il Ravanusa e Sporting Termine, il Gemini. Anche la seconda categoria, Girone B, si rimette in moto. Esordio esterno per Campobello e Muxar, rispettivamente a Vallelunga e Gela, mentre debutterà al Giovanni Brucoleri la Virtus Favara. Nel Girone A, proprio alla prima giornata, toccherà all'Alessandria della Rocca fermarsi per un turno. Domenica arriva il Marineo allo Stadio Esseneto di Agrigento. Direttore Cammarata, che Akragas servirà per portare a casa l'intera posta in palio? Servirà un Akragas grintosa perché il Marineo è un'ottima squadra.
Abbiamo avuto già 2 relazioni da parte di Colucci, ma a parte questo ci sono molti calciatori che conosciamo, è una squadra costruita bene, è una squadra che non verrà sicuramente a fare la comparsa da Agrigento, ma verranno per dare il filo da torcere all'Agragas. Cosa ha detto finora questo campionato? Ma questo campionato ha detto che è un campionato molto equilibrato, con tante squadre costruite bene. Dalla prima alla settima penso che sono tutte squadre che possono dire la sua, poi sai, man mano che si va giocando si potrà capire il vero valore delle squadre. Un Akragas che è ancora sul mercato, intanto torna Leonardi che ha superato il problema del Covid. Sì, finalmente Leonardi ieri si è negativizzato, oggi è già qui con noi, si è aggregato alla squadra. Per noi è un elemento molto importante, un ragazzo sulla quale puntiamo tantissimo. Per quanto riguarda il mercato, come si suol dire, siamo sempre vigili per cercare di prendere quello che ci serve. Guardi, le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma non è soltanto con la partita del Marineo. Noi dobbiamo, ripeto, siamo una squadra dove dobbiamo lottare tutte le partite, dobbiamo essere veramente una squadra unita per quello che stiamo facendo vedere. Quindi preparare partita per partita, ma l'atteggiamento non cambia in base alla squadra, l'atteggiamento deve essere sempre quello. Un Marineo annunciato in grande forma che Akragas servirà per portare a casa i 3 punti. Ma guarda, se uno guarda la realtà dei fatti, il Marineo ha fatto 7 gol, ne ha subiti solamente 2, quindi per me è una squadra di alto livello. La gente è abituata a sentire e a vedere solo i nomi, ma io penso che i numeri sono quella dalla parte del Marineo. Che Akragas ti aspetti domenica in casa contro il Marineo? Io mi aspetto, i ragazzi sanno che la partita è una partita difficile, dove dobbiamo continuare ad avere quell'atteggiamento che ci ha sempre contraddistinto con le altre squadre. Arriva Leonardi in casa Akragas che ha superato il problema del Covid, un'arma in più per i biancoazzurri. Ma guarda, in questo momento Leonardi si è aggregato, è il primo giorno, quindi in questo momento non è disponibile, ma non è pronto per determinate partite. Questa è una partita importante, una partita dove ci giochiamo veramente una gara contro un avversario importante, quindi non sottovaluto, quindi Leonardi sarà disponibile, ma vedremo se utilizzarlo. E l'ADAS di Agrigento comunica che effettuerà domani 2 raccolte mobili di sangue, una a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio e l'altra a Raffadali presso l'associazione ADR in via Fiume. Le raccolte saranno operative dalle 8 alle 12. Ai donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione. E questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione di TVA Notizie.